Siamo in studio con l'onorevole Giorgio Brandolin, il presidente del comitato regionale del CONI Friuli Venezia Giulia, con cui ci sarebbero tantissime cose da dire, presidente. In realtà, prima cercavo di capire, di lanciare un po' l'argomento. Puntiamo sulla professionalità dei dirigenti delle società sportive del Friuli Venezia Giulia, tutti indistintamente. State facendo un grandissimo lavoro. Sì, cioè bisogna distinguere, non voglio dirigenti professionisti perché questi sono solo nell'Udinese Calcio e nel Pordenone Calcio, tutte le altre quasi 3.000 società sono società dilettanti, però la nostra comunità, le famiglie chiedono che i miei dirigenti siano sempre più preparati, sempre più professionali e questo lo facciamo attraverso dei corsi, attraverso degli incontri, dando loro le informazioni per sbagliare di meno e per comportarsi così come la comunità, così come la nostra epoca richiede. Non c'è più il tempo di un calcio nel sedere dell'allenatore, ovviamente e giustamente. I genitori devono portarci i bambini nelle nostre società, essendo sicuri di trovare un ambiente di persone preparate, soprattutto educate e che possono essere degli educatori per i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Presidente, una delle sue campagne principali in questi ultimi anni è stato il defibrillatore, che insomma, è stato portato in quasi tutte le realtà, almeno per quanto riguarda la regione. Purtroppo, dico io, purtroppo arriverà una proroga per permettere alle altre regioni di adeguarsi, cosa che nessuno ha fatto. Diciamo che il discorso del defibrillatore è abbastanza semplice. Io credo che sia una questione culturale che il nostro Paese deve affrontare affinché gran parte delle nostre persone, dei nostri cittadini abbiano la conoscenza di un primo soccorso, la conoscenza di saper utilizzare questi defibrillatori. Il decreto del ministro dell'epoca ci impone che entro il 12 di febbraio del 2016 tutti gli impianti devono essere dotati di questo benedetto defibrillatore. Noi abbiamo fatto uno sforzo, devo dire, senza l'aiuto della Regione, lo dico pubblicamente, ma con l'aiuto delle fondazioni, con l'aiuto di tanti privati, abbiamo dotato quasi il 70-80% dei nostri impianti di defibrillatori. Un po' li abbiamo comprati noi, un po' ci sono stati regalati e abbiamo formato quasi un 2000 persone che devono essere preparate e con un patentino per poter usare questi defibrillatori. Ma il senso della presenza di questi defibrillatori è di tipo culturale, cioè la nostra comunità dovrebbe sforzarsi a capire che questo non è soltanto un obbligo di legge, ma è una necessità perché questi nostri dirigenti, allenatori che sono preparati a utilizzare i defibrillatori, domani potranno utilizzarlo non soltanto nel campo di calcio e in palestra, ma anche nella sagra del paese, ma anche in osteria, ma anche cioè laddove la comunità si ritrova e avere appunto queste persone preparate. Questo è lo sforzo culturale che dobbiamo fare, purtroppo l'Italia lungo e stretta è quella che è e a Roma arriverà sul decreto mille proroghe una proroga di un anno come minimo, così come richiesto dalle regioni qualche tempo fa, che adesso hanno ritirato la richiesta perché si vergognano di quello che hanno chiesto. È chiaro che quando io dico purtroppo arriverà la proroga non voglio sottacere il fatto che comunque Friuli Venezia Giulia sia adeguato, che è quella la cosa importante da dire piuttosto che diciamo non siamo adeguati il 100%, diciamo 80%, posso dire questo insomma, che a livello di provincia di Trieste e di Gorizia sostanzialmente arriveremo alla fine dell'anno al 100% degli impianti dotati di defibrillatore. Ovviamente la provincia di Udine ne ha tanti di più, è un po' in difficoltà, a Pordenone anche abbiamo fatto un bel lavoro. Complessivamente l'80% degli impianti hanno defibrillatori e di questo devo ringraziare comuni, privati, fondazione e ripeto non la regione. Messaggio chiarissimo. Un'altra delle campagne che sta portando avanti il CONI del Friuli Venezia Giulia è quella per l'adeguamento, comunque la maggiore professionalità di tutti i dirigenti in ambito fiscale, in ambito di gestione proprio patrimoniale delle società. Sì, questo abbiamo fatto dei corsi, delle serate a tema l'altro inverno, li ricominceremo a fare a gennaio, anche grazie alla convenzione che abbiamo fatto con l'Agenzia delle Entrate della nostra regione, per cercare di spiegare ai nostri diciamo, dirigenti come non sbagliare. Chi invece vuol fare il furbo
e sappiamo che ci sono anche nel nostro ambiente tanti che fanno e faranno i furbi, quelli non saranno tutelati né da me né dall'Agenzia dell'Entrata, ma coloro i quali invece hanno la buona fede e fanno degli errori materiali eccetera, io mi auguro che anche attraverso questa convenzione e questi incontri potranno superare le tante difficoltà che la normativa pone loro, insomma, ma non tutelare i furbetti. Presidente, Regione Friuli Venezia Giulia si parla di circa 4.000 società occhio e croce, 3.000. questo numeri, insomma, in una regione come questa, però queste 3.000 società operano un'attività che porta dei risultati probabilmente superiori alla media di altre regioni, posto che, insomma, il numero, quindi la qualità è eccellente. Di questo sono assolutamente sicuro, perché se andiamo a vedere le partecipazioni, ad esempio, prendendo quel parametro degli atleti del Friuli Venezia Giulia alle Olimpiadi, alle ultime, le penultime, terzultime Olimpiadi, in rapporto agli abitanti, siamo la regione che da questo punto di vista ha il parametro più alto in Italia. Questo insomma a conferma della bontà e della passione che questa nostra regione ha per lo sport. Io dico sempre che una famiglia su due nell'arco della sua vita passa attraverso le nostre società, attraverso lo sport, o perché fa il dirigente o perché è il figlio o la figlia che gioca in qualche nostra società, e questo a dimostrazione di una cultura sportiva molto presente, devo dire storicamente presente. A fine 2015, Presidente, qual è, guardando lo sport regionale, il messaggio più bello che le viene in mente da dare? Ma il messaggio più bello... O un esempio più bello? No, diciamo, il messaggio è questo, sempre quello, insomma, fate sport, attività motoria, perché non solo fa bene la salute, ma soprattutto i giovani perché gli dà loro la possibilità di avere quelle relazioni, di dover fare quelle determinate azioni, rispettare gli arbitri, gli avversari, eccetera, ma soprattutto avere relazioni con gli altri ragazzi e con le altre ragazze che non possono avere con internet, non possono avere col cellulare, non possono avere con Facebook. Le nostre sono relazioni importanti e vere, quelle su Facebook, se lasciatemi passare la parolaccia, insomma, sono monate. Visto da Roma il Friuli Venezia Giulia, sempre in ambito sportivo, cosa diciamo? Ma diciamo c'è grande rispetto per la nostra professionalità. L'ultima esperienza che abbiamo fatto è stata la finale nazionale del trofeo CONI a Lignano a fine settembre. Martedì, tra l'altro, durante il galà dello sport verrà premiata il Piemonte perché ha vinto come regioni quella manifestazione. Abbiamo ottenuto un grande successo e anche grande come dire, rispetto da parte di tutte le altre regioni che da tempo non trovavano un ambiente e un'organizzazione così puntuale e ben fatta, a testimonianza del rispetto che il nostro mondo sportivo ha. Poi c'è l'Udinese che sta facendo questo gioiellino che si chiama impianto del nuovo Friuli. C'è, ad esempio, pochi lo sanno, la Saturnia Trieste, che è la società più importante che ha vinto il campionato italiano di canottaggio, la Saturnia Trieste, che tra l'altro è una società storica nata durante l'impero austro-ungarico con nome tedesco, tra l'altro. Quindi più di 100 anni sicuramente. No, 150. E tra l'altro vi posso anticipare che stiamo realizzando proprio un servizio nell'ambito di CONI TG sul Saturnia proprio per dare una grande realtà, la giusta visibilità, quindi con il Presidente, insomma, aspettate, pazientate un attimo, con i primi di gennaio avremo questo servizio. Una domanda, Presidente, però il lato negativo, cioè l'aspetto in cui bisogna lavorare di più invece, secondo me, qual è? Ma diciamo, intanto far capire la politica di cui faccio parte anch'io e le regioni in questo caso, assessorato alla salute, assessorato allo sport, che fare sport nel Friuli Venezia Giulia vuol dire mantenere la nostra comunità in salute e vuol dire far risparmiare tanti soldi alla sanità, e quindi chiedo un atto di attenzione verso non il sottoscritto ma verso il mondo dello sport organizzato, olimpico e paraolimpico della nostra regione, che mi sembra ultimamente non tanto, diciamo così, accompagnato negli sforzi che sta facendo, come abbiamo appena detto. Presidente, è notizia di oggi, perché sul giornale di oggi anche l'ennesimo campionato europeo organizzato nel basket, per esempio, perché ci sarà l'Under 16 femminile nel 2016, si parla di mondiale addirittura, per cui una regione così piccola che si spalanca al mondo... Sì, abbiamo, oltre alle diciamo, manifestazioni consolidate, Giro d'Italia, Giro d'Italia, Bavisela, eccetera,
torneo di Gradisca, piuttosto che le cose che si fa a Udine e a Pordenone. Ogni anno abbiamo la possibilità di organizzare queste grandi manifestazioni, ma questo non è merito mio, questo è merito delle federazioni e soprattutto dei dirigenti delle varie società che ogni volta che sono chiamati spontaneamente, volontariamente, senza essere pagati, danno una dimostrazione di professionalità che in altre parti neanche i professionisti hanno. Mi ha anticipato il tema del torneo di Gradisca, proprio perché stiamo parlando anche con Tomasini del comitato delegato di Gorizia. Quest'anno ci sarà lo sdoppiamento, Sì. la suddivisione tra Trofeo Rocco e Torneo delle Nazioni, anche con date diverse, forse Sì, per dare la possibilità anche alla nostra gente, ai nostri appassionati di calcio e non solo, di vedere in 2 periodi, diciamo sotto Pasqua e fine settembre, da una parte le nazionali giovanili, sotto Pasqua lì ad aprile, e invece a settembre il classico torneo Rocco, quindi 2 momenti invece di averne uno dove magari le partite si sovrapponevano e non c'era la possibilità di vedere, secondo me, questo grande calcio giovanile che da anni, non merito mio, si riesce a fare a Gradisca nell'intera regione. Lei ha citato negativamente i social network, i Facebook e Twitter, però ci arriva da casa una domanda che però è personale, Presidente. Certo. Teme più l'Inter o il Napoli in ottica scudetto con la sua Juve? L'Inter per un motivo molto semplice, visto che insomma, di calcio qualcosa capisco, normalmente vince la squadra che è abituata a vincere. L'Inter è una grande squadra, una grande società e quindi temo l'Inter. L'Inter, quindi insomma da casa... Poi l'ho vista ieri sera e mi ha impressionato per forza fisica, determinazione, e mi ha impressionato, forse pochi l'hanno notato, su un calcio d'angolo contro l'Inter, nell'arietta piccola dell'Inter c'erano 11 maglie gialle dell'Inter a difendere l'1-0, per capirci, anzi il 2-0. Mentalità vincente. Presidente, facciamo gli auguri di Natale a tutti i tesserati sportivi del Friuli Venezia Giulia, che so che ci stanno seguendo, perché in tanti seguono questa trasmissione, anche i non calciofili. Mi fa piacere, proprio faccio gli auguri di un buon Natale, e non mi vergogno di dire un buon Natale, perché è giusto che recuperiamo anche le nostre tradizioni, recuperiamo anche la nostra storia. Prima cosa, passarlo in famiglia, con gioia e con serenità, primo. Secondo, un sereno 2016 che mi auguro possa essere finalmente un anno di lavoro, non dico per tutti, ma almeno che cominci a essere lavoro per tanti giovani che non ce l'hanno e anche per i meno giovani che non ce l'hanno. Questa è la mia grande preoccupazione, il grande augurio che faccio a questa regione e al nostro paese. 2016 sarà anno olimpico, abbiamo un obiettivo di atleti a Rio de Janeiro? Oppure... Sì, ne abbiamo, però attendo ovviamente le convocazioni, non voglio far nomi, ma insomma li conoscete tutti, speriamo di averne tanti anche in questa spedizione, speriamo anche di far bella figura a Rio de Janeiro, perché questo è importante, perché nel 2017 ci sarà la scelta della città per le Olimpiadi del 2024. E sapete che c'è il duello, se così possiamo dire, insomma, tra Roma e Parigi, e quindi dobbiamo fare bella figura a Rio, ma dobbiamo fare soprattutto bella figura dal punto di vista organizzativo, culturale, impegno, con meno polemiche e meno porcherie che abbiamo fatto anche ultimamente. E allora, Presidente, ricominciano le partite, la partita del GSA è già iniziata, a Termassons c'è il derby che incombe, lei si ferma, così vediamo anche Napoli contro Roma che sono nell'intervallo, lì va bene un pareggio, no? Sì, va bene, insomma, ma però mi sono già espresso e mi sono già anche, come dire, ho fatto anche il pronostico. Mi auguro che sia un duello fino all'ultimo Juve-Inter, insomma, altrimenti l'Inter vince a man bassa questo campionato.